stiamo veramente valutando tutto questo e siamo uniti nel dolore ma anche uniti nella voglia di ricostruire. All'indomani del rogo che ha devastato a Parigi il tetto di Notre Dame, i francesi sono uniti nel pensare già alla ricostruzione della cattedrale. La conferma dall'ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, in visita a Treviso. Negli occhi ancora lo shock delle immagini delle fiamme che divorano le guglie di uno dei simboli di Parigi e della Francia, ma la volontà è quella di rispondere subito all'appello del presidente Macron per ricostruire la cattedrale. C'è l'unità del popolo francese per ricostruire la cattedrale. Devo dire che qui a Treviso ho avuto tanti messaggi di simpatia, di sostegno che per noi è molto caro, veramente un sentimento da parte della popolazione trevigiana di vicinanza, di amicizia, e questo veramente ci dà grande forza. Una vicinanza e una solidarietà che l'ambasciatore, alla sua prima tappa della visita in Veneto, dice di aver sentito forte, quasi riparta proprio dalla Marca la volontà di rinsaldare i rapporti tra i due cugini, Italia e Francia, dopo le forti tensioni con il governo che avevano portato lo scorso febbraio la Francia a richiamare in patria lo stesso Masset. Tensioni poi rientrate ed ora proprio da qui sembra ripartire l'avvicinamento tra i due paesi. Sentiamo che Treviso si sente vicina alla Francia in questo momento di dolore e di tristezza.